Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera Natalia, ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Io sono Lorenzo Viviani. Avete appena ascoltato un live del 76 del mitico Frank, era Dirty Love dall'album Overnight Sensation, un gran pezzone, fra parentesi in questo caso cantato con voce femminile, non con la tipica vociona che del mitico Frank, che poi vi racconteremo, non so se anche l'altro interlocutore, l'altra parte della radio, il mio 50% dall'altra parte dell'etere sa perché aveva il mitico Frank quella vociona. Ma bando alle ciance, perché sarà una puntata ricca di notizie, soprattutto dato che parliamo di agricoltura, notizie agricole. Avremo anche degli ospiti importanti e parleremo anche di argomenti che vi faranno un pochino arrabbiare, secondo me, però vi presento l'altro mio 50%. Ti piace questa definizione? La mia metà, l'altra metà della radio, così da insomma scopriamo questo amore che ci accompagna ormai da tempo. Il mitico, il grandissimo, inesorabile Antonino Danna. In Futuro Nazionale non ci avrebbero preso per questa storia d'amore, lo sai. Ah, eravamo bannati direttamente. Saremmo faremo arrabbiare anche tanti radioascoltatori, sì. Allora. Sì, probabilmente sì. Ci avrebbero chiamato uranisti. Uranisti è un titolo veramente... Vabbè, salutiamo il colonnello Buttiglione. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera! Come sei perfido. No, figurati. Come sei perfida. Sì! Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1138 di oggi, venerdì 20 febbraio 1976. Cominciava la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché se non guardate, se non visitate radiolibertà.net vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi.
oppure 0292947222 se volete telefonare anche adesso, dai, anche adesso. Cara Natalia, buonasera, buon venerdì. Ma Natalia cosa penserà di noi due? Perché poi dovete sapere che che siamo sono due le chat, esauriti. i No, ho fuori detto onda, queste cose qua, poverina. 1976, Natalia. Sì, io lo sai Sì, che sì. vivo in una dimensione temporale parallela, quindi... Io non vedo l'ora che arrivi il venerdì. No, dillo più forte se hai coraggio, scusa, che l'Italia sta ascoltando, prego. L'Italia sta ascoltando, inquieta. Io ogni settimana non vedo l'ora che arrivi il venerdì. Perché? Mi Perché? mettete tanti... Perché mi siete simpatici e mi fate ridere. Ecco. Meno male. Solo te si vede che... Comunque vi dico una cosa, ve lo giuro, vi faccio una confessione. Io prima di andare in onda stavo vedendo l'intro di Saturday Night Fever, ragazzi, c'ho una voglia di andare a ballare che fa luce. Mi piaceresti da morire. Appena mi rimetto... Ti vorrei vedere. Guarda, chi ha visto... Leggiadro. Ti dico, sta settimana a un certo punto Giulio Centemero, lo voglio salutare. Giulio Centemero ha postato... fuori Centemero che è un caro amico. Ma te lo spiego. Beh, se per questo lo considero un caro amico pure io, che cacchio. E lo voglio salutare. No, praticamente lui su Instagram aveva postato sto video mentre passava davanti al Rolling Stone, questa discoteca di Milano, altro posto dove c'è ancora la lapide che ricorda i miei balli, però insomma a un certo punto abbiamo avuto un momento di nostalgia perché io gli ho detto e vogliamo parlare del propaganda. Quando mi ha detto che il propaganda oggi è un supermercato, gli ho detto Giulio, io ti voglio bene, però questo è un colpo basso. Dirmi una cosa del genere è un colpo basso, però purtroppo la storia è andata avanti. Ma al di là di questo, ecco, vi giuro, c'ho una voglia di andare a ballare che fa luce, credetemi. Da morire. Guarda, tempo qualche mese e poi chissà. Io l'invito non me lo dimentico, Natalia, perché c'è un party, però non so se in queste condizioni sono in grado di andarci. Vedremo, però sappiate che tornerò a calcare la pista, tornerò. Mamma mia, tornerò davvero, guarda. Comunque, a parte questo, caro Lorenzo, buonasera, buon venerdì, buon lavoro anche alla nostra Natalia. Sono contento che la facciamo ridere. Immagina se l'avessimo fatta incazzare a Natalia, come andava a finire. Salutiamo i nostri ascoltatori. Che dire di più? Che, insomma, è stata una settimana interessante. Tra l'altro, l'ANSA batte adesso che la Corte Suprema ha bocciato i dazi, Trump si è incazzato, ha detto che c'è il piano di riserva, Tajani dice che sui dazi non crede ci saranno grossi cambiamenti, si aspettavano questa decisione, quindi sono dazi fino a un certo punto, per citare il ministro degli esteri. Quel maiale di Andrew, un tempo principe, i media, non solo gli Epstein File dietro alle accuse d'Andrea, a Londra è allarme per la monarchia. Questa roba può veramente innescare una crisi grave nella monarchia inglese. Il bollettino dell'ospedale, il bimbo di Napoli, le condizioni in rapido peggioramento, Dio lo aiuti veramente perché... Che disastro, sì, guarda, una cosa che non si può, guarda, da genitore, ma sì. è una cosa che è dilaniante, è un dolore, ma una cosa impensabile, guarda, impensabile. Guarda. È vero, a me leva il respiro ogni volta che leggo una notizia e non è bello. Non è Tra bello. parentesi, purtroppo sembra proprio che la situazione sia stata drammaticamente impeggiorata, perché comunque questo, diciamo, macchina che mantiene in vita il bimbo comunque provoca infiammazioni, comunque non è una cosa che può... Quindi, insomma, peggiora sempre. Guarda, una cosa che ti dico, non mi ha fatto dormire, e, insomma, e anche pensare a questi genitori in questo momento è una cosa... Vabbè, è da... guarda, che parole, non ci sono parole per queste cose qua. Poi bisognerà capire cosa è successo, però mi sembra che proprio la speranza sia ormai, insomma, ormai siamo... non ci sia più niente da dire.
siamo in quella fase, ne parlo perché insomma mi pare di capire che questo bambino Domenico viene da una famiglia cristiana, l'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia, il cardinale Battaglia, va tutti i giorni a trovare questa mamma. Tra l'altro l'altra sera il TG1 l'ha inquadrata sola sulle scale dell'ospedale lì a Napoli. Francamente non capisco il senso di andare a fare questa inquadratura, però comprendo il senso del fatto che davanti a certe cose ci si trova soli e tutti gli altri sono tutti di contorno. Cristianamente siamo in quella fase in cui si rifiuta l'accanimento terapeutico e si accetta la morte. Questo è quello che dice il catechismo. Io invece continuo a sperare e a pensare che un miracolo sia sempre possibile, anche se ormai questa piccola vita non è più operabile, anche se i medici hanno detto che ormai non si può fare più nulla. Accompagniamo questo bambino, l'ho detto pure l'altra sera, se siete atei pregate lo stesso, perché Dio ascolta sempre le preghiere degli atei. E con questo poi dopo avremo modo di accertare responsabilità e mi auguro che sia fatta luce e giustizia perché questo non si ripeta, che è la cosa più importante, perché questo non si ripeta. Comunque, adesso noi chiudiamo questa parentesi, passiamo alla nostra parte agricola perché il nostro ospite è già al telefono e caro Lorenzo, a te gli onori di casa. Vabbè, assolutamente. Io ringrazio intanto per la sua disponibilità l'onorevole Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, l'onorevole Mirko Carloni, perché l'abbiamo... Tanto grazie Mirko di essere questa sera qui con noi. Ora purtroppo stavamo parlando di un argomento Benvenuto. un po', diciamo, che ha toccato tutta l'Italia e adesso andiamo a un argomento sempre che, insomma, ci fa arrabbiare, però sicuramente che ci può... insomma, di cui possiamo trovare le parole, diciamo che una trasmissione agricola come la nostra, insomma, calza a fagiolo, che è il calza a pennello, perdonami, che è il tema del pomodoro. Tu sei uscito in questi giorni e insomma, hai portato diciamo, a livello nazionale questa tematica del pomodoro egiziano, perché praticamente l'Egitto ha deciso di fare una politica industriale enorme sul pomodoro, che naturalmente diventa un'enorme concorrenza sleale per l'agricoltura italiana, anche perché parliamo di numeri ciclopici e con una concorrenza, poi ci spiegherai bene te, che è veramente sleale, perché come sappiamo è un paese fuori dalla UE, quindi rispetto di tante regole che invece sono sulla testa dei nostri agricoltori, in primis l'utilizzo di fitofarmaci per poi arrivare infine alle politiche sul lavoro, non vengono, diciamo, non sono uguali o comunque non vengono rispettate. Mirko. Sì, è così. Ho cercato di sollevare un tema e che per fortuna ha trovato anche un certo riscontro, una eco importante e credo che meriti attenzione. Poi chi ha le competenze lo deve fare, ma certamente una riflessione più complessiva va fatta, perché mentre noi continuiamo a imporre come Unione Europea una serie di norme restrittive per la sostenibilità, la sicurezza del consumatore, la trasparenza, la sicurezza del lavoro, noi siamo di fronte ad una invasione di un prodotto che è il pomodoro, appunto, che proviene dall'Egitto, che ha un chiarissimo atteggiamento aggressivo, perché l'Egitto ha deciso di fare un grande progetto, come è giusto e normale che sia, che provi a fare, che è il Project New Deal, con cui hanno preparato un'area di produzione gigantesca con 1 milione di ettari sul delta del Nilo, destinato principalmente all'export, soprattutto al mercato europeo, che loro considerano debole e vulnerabile, ovviamente. Quindi che cosa fanno? Introducono un prodotto a basso costo, dove non c'è ovviamente il rispetto delle stesse regole per la produzione. Per esempio l'Egitto utilizza fitofarmaci che sono vietati in Europa, come il Macozeb o il Chlorofus, che ovviamente possono rimanere come residuo nei prodotti con possibili effetti neurotossici e cancerogeni, e ovviamente mentre noi infliggiamo una burocrazia infinita ai nostri produttori non riusciamo a controllarne
poi le provenienze e nel mercato distorcono e addirittura colpiscono proprio i nostri produttori che cercano di essere sostenibili, a cui stiamo facendo pagare un errore strategico del nostro continente. E inoltre, altro fatto, l'Egitto non rispetta i diritti umani, impiega lavoro minorile, c'è una forte presenza di caporalato, i lavoratori vengono retribuiti con 2 ore al giorno, quindi questo è un tema molto di diritti sociali e non può essere naufragato nel buonismo della globalizzazione. Cioè, oltre al danno c'è la beffa, cioè noi ci comportiamo da società civile e poi permettiamo e favoriamo indirettamente una produzione che non rispetta i diritti umani. E il tema vero è che negli ultimi 6 mesi del 2025 l'aumento di pomodoro verso l'Europa è aumentato dell'88%, quindi parliamo di un fenomeno da attenzionare e di grande impatto economico. Presidente, senta, qui mi pare che siamo però sempre davanti al solito giochino che tra l'altro è quello dell'accordo del Mercosur. Insomma, è come assistere a una, diciamo così, a una gara di scherma, un incontro di scherma, solo che uno schermidore usa non il fioretto, ma addirittura 2 spade. L'altro invece combatte con un fioretto e con una mano legata dietro. E quelli con la mano legata dietro siamo noi. Ma per quale motivo dobbiamo accettare una situazione del genere, scusi? Cioè, addirittura io vedo dalla sua dichiarazione che questo pomodoro, tra l'altro, arriva con dei residui di medicinali o fitofarmaci, che dir vogliansi, che in Europa sono proibiti da quel dì. E allora? Appunto dico, la stessa Europa che vieta e fa controlli continui nei campi, sia per i diritti dei lavoratori che per i diritti della trasparenza e della sicurezza alimentare, non è in grado mai di controllare il prodotto che viene nei nostri porti, entra nei grandi porti del nord Europa e in qualche modo infligge una frustrazione al nostro sistema produttivo. La verità è che dietro la bellissima facciata della transizione ecologica noi stiamo di fatto distruggendo e facendo una trasformazione che diventa sostituzione, perché alla fine i nostri produttori verranno sostituiti da quei produttori che non rispettano le stesse regole. E quindi è un'ipocrisia tra le tante che dell'Europa si è data per sentirsi a posto con la coscienza. Ultima battuta, Mirko, diciamo che se possiamo invogliare noi, lo ripeto, come insomma una cantilena che ormai i nostri ascoltatori sanno molto bene, noi qua continuiamo a dire guardate l'etichetta, guardate il pomodoro, sul fresco diciamo riusciamo a fare tanto perché insomma puoi anche scegliere e sull'etichetta c'è scritto prodotto in Italia, io lo dico sempre, vogliamo dare una mano al nostro paese, volete mangiare bene, scegliete un pomodoro italiano, scegliete un limone italiano, scegliete frutta di stagione perché è la cosa che salvaguarda tutti noi, ma sul lavorato, perché poi c'è anche il problema del lavorato, di tutto quello che viene fatto col pomodoro. Lì come si fa? La filiera dei pomodori in barattolo, che ovviamente non c'è la possibilità su quantitativi di merce quali quelli di cui stiamo parlando di garantire un controllo vero e proprio e che non entrino nella filiera di produzione agroindustriale, ovviamente, è inutile che ci giriamo intorno. E poi soprattutto c'è anche un altro tema che è diciamo l'apocalisse dal punto di vista dei diritti dei nostri consumatori, perché ovviamente nei banchi alimentari, non parlo della grande distribuzione, ma nel banco alimentare dove va la signora che cerca giustamente di risparmiare, perché tra l'altro nel frattempo i nostri cittadini si sono anche impoveriti, e ovviamente il prezzo più basso batte il produttore che fa qualità. Assolutamente, però insomma sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare anche per riuscire ad arrivare a una tracciabilità massima, soprattutto sul prodotto diciamo lavorato, perché poi insomma come dicevi bene, come hai fatto vedere bene nell'articolo, poi si vede la differenza, perché i residui quando si va a fare le analisi anche sulla lavorazione, sulla salsa, poi si trovano questi diciamo vecchi pesticidi che venivano utilizzati anche un tempo, sistemici in Europa, ma adesso diciamo da tempo sono stati diciamo abbandonati. Io ti ringrazio Mirko perché so che sei impegnatissimo, quindi ti ringrazio per questa testimonianza. Insomma, vedremo come la partita del pomodoro è un po' inquietante, fammi dire, pensare che c'è un paese come l'Egitto che sta diciamo facendo sì che di costruire questa prateria di pomodori
proprio per il mercato europeo. È una minaccia, è proprio diciamo una sorta di dichiarazione, prendila con le pinze, di guerra commerciale che vuol fare ai produttori italiani. Quindi insomma ci speriamo vedono soprattutto vulnerabili. Vabbè, dai, Grazie, almeno Fabio, una voce a livello grazie. parlamentare l'abbiamo sentita e speriamo che naturalmente questo argomento lo portiate avanti sempre di più anche a livello, diciamo, di dibattito a livello di Camera. È anche il lavoro dei media che attenzionino gli ascoltatori e le persone a una consapevolezza su questa cosa. Grazie Mirko Carloni, l'onorevole Mirko Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura. Grazie e Mirko, se hai degli aggiornamenti facci sapere perché sei sempre il benvenuto su queste frequenze. Grazie. Grazie Lorenzo. E allora Antonino? E allora, c'è poco da dire, mi posso permettere, quando siete davanti al banco della frutta, al supermercato, ricordatevi che state votando anche lì. Quindi noi vi invitiamo a votare sì, un grosso sì ai prodotti italiani, segnatamente quelli che ci sono in stagione e così via. Pomodoro con questo sì però eri un po'... lampadina, In questo momento questo sì però potevi, insomma, secondo me l'hai utilizzato fuori par condicio, l'hai utilizzato, insomma, perché... Avanti, no. Scusa, hanno bussato. Oh, ciao, sono arrivato in ritardo. No, Pippo, accomodati pure. Cosa volevi dire ai nostri ascoltatori? Solo una sillaba. Ricordatelo. Sì! Basta, c'è una telefonata in attesa. Vai. Pronto, chi è là? Sono Paolo da Gorizia, buonasera. Ciao Paolo, che si dice? Tutto bene, tutto bene. Allora, vai. Visto che parliamo di residui in agricoltura, mi beccate, diciamo, in argomento, insomma. Abbiamo avuto molto a che fare, soprattutto a livello di esportazioni, cioè di prodotti italiani che vanno all'estero, dove ci fanno, attenzione, il pelo contro pelo. Noi non possiamo entrare in America, non possiamo entrare in Cina, non possiamo entrare in Australia, non possiamo entrare in Giappone se non rispondiamo a determinati requisiti analitici. E i nostri bancali di prodotti agricoli rimangono fermi in dogana fino a che le analisi non vengono eseguite. Come mai quando invece i prodotti stranieri entrano in Europa hanno libero accesso pur non rispondendo ai requisiti analitici della Comunità Europea? Assurdo. Me lo spiegate? Paolo, diciamo che nella mia diciamo passato ho avuto la fortuna di fare il capogruppo in Commissione Agricoltura, nella commissione in cui adesso il presidente Carloni insomma fa quotidianamente il suo lavoro, ma guardate, è una cosa pazzesca. Fra parentesi, il bello è che se tu spingi, guardate com'è viziata anche a volte il tema, se tu aumenti i controlli a livello portuale di carattere fitosanitario, ma pensavo solamente al grano, cosa fanno? A parte il grano no, perché magari deve arrivare con le grandi navi, ma tutto il resto che può essere trasportato in maniera supplementare su gomma, se tu aumenti i controlli, cosa fanno? Passano da altri paesi, faccio un esempio, un porto come Rotterdam, dove sdoganare i prodotti è molto più veloce, dove i controlli, fra parentesi, quando si va verso paesi che non sono direttamente magari l'Olanda, ma sono altri paesi europei, sono anche più blandi, e quindi arrivano e scelgono magari una rotta oppure fanno un viaggio diverso, arrivano in un porto europeo e bypassano il nostro controllo passando ad esempio, e naturalmente su gomma è molto più facile, essendo che comunque è stato già fatto un controllo doganale, diciamo, a livello europeo in Spagna, per dirti, quindi c'è già stato il controllo lì, poi arrivando in Italia molto. Quindi è veramente una battaglia impari in questo momento, in cui paradossalmente noi dovremmo essere, e do ragione a Paolo, i campioni, perché paradossalmente noi, essendo anche i portatori di qualità, soprattutto essendo molto puntigliosi con i nostri produttori, perché tante volte anche nel nostro paese abbiamo delle problematiche o di qualcuno, naturalmente succede che qualcuno rispetti le regole, però noi abbiamo 1000 enti che controllano, dall'ICQRF diciamo, sulla sofisticazione alimentare all'ASL, e
Basta che uno vede la televisione e vede quanti controlli anche ci hanno fatto le trasmissioni televisive su alcune reti. Però questo potrebbe essere un indice di qualità, se lo riporti, però deve essere bipartisan per qualsiasi cosa arrivi nel nostro paese. Purtroppo, come hai detto te Paolo, in maniera esemplare questo non avviene. Io aggiungerei una cosa, no, non l'aggiungo, la dico poi al ritorno alle 18:10 quando saremo di nuovo in onda. Vi racconterò una cosa dell'Argentina che mi è successa più di una decina di anni fa scrivendo per Italia Oggi. Adesso però è il momento di Liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti. A tra poco. Avete ascoltato